Le puntate di Duino Book si trasferiscono sul Coglio Goriziano e sul Coglio del Brda, ovvero nella vicina Slovenia, per parlare del vino transfrontaliero tra il Coglio e il Brda, ovvero tra Gorizia, Nova Gorica 2025, dove il gruppo Armada, insieme a tutti i 15 comuni italiani più gli altri comuni della Slovenia, saranno protagonisti di una grande iniziativa che coinvolgerà nel 2025 tutto il territorio del Coglio in particolare. Vino Orisina, ovvero il gruppo Armada, con le sue bellezze e con i suoi vini, sarà al fianco di queste grandi occasioni di presentazione del territorio. Sono Francesco Marangon, sono professore universitario all'Università degli Studi di Udine, sono un economista agrario, insegno però materie legate all'ambiente e alla sostenibilità e quindi con molto piacere sto seguendo da alcuni anni quella che è l'evoluzione del territorio dove sono nato e dove vivo, il Coglio, e lo sto osservando questo territorio in molti modi. Innanzitutto proprio per la sua economia agricola, che ruota attorno alla produzione di vino di alta qualità, ma non solo. E più di recente ho avuto la fortuna, l'opportunità di diventare coordinatore del comitato scientifico che sta seguendo il progetto di inserire il Coglio, ma non solo il Coglio, e infatti il progetto si chiama Brda Coglio Quei, nella lista del patrimonio dell'UNESCO, cioè patrimonio mondiale. Una quindi iscrizione che significa riconoscere a questo territorio transfrontaliero un valore universale che noi che viviamo qui lo riconosciamo, ma che sarebbe interessante e importante venisse riconosciuto a livello internazionale. Quindi questa attenzione al settore del vino, al territorio rurale, con una logica di sostenibilità, è quello che mi caratterizza, che è il centro della mia attività di ricerca, la mia attività professionale, che mi ha anche portato a diventare ambasciatore delle città del vino, ruolo che sottolineo con molto piacere, è un onore per me esserlo, città del vino italiane, ma in particolare del Friuli Venezia Giulia. Benvenuti a tutti, siamo a Casa delle Rose, io sono Bernot Lucio, il produttore nonché proprietario, e siamo sulla cima della collina di Ruttars. Ruttars, un piccolo paesino sotto il comune di Dolegna del Coglio, siamo uno dei colli più alti del Coglio. Il Coglio parte, per chi non lo sa, parte da Gorizia e finisce a Dolegna. Gorizia è la parte più a sud, Dolegna è la parte più a nord. Più o meno ha un'estensione di 15 km quadrati, all'interno ci sono all'incirca 1500 ettari vitati per, se non sbaglio, 280-290 aziende. Conosciuto a livello mondiale per i vini bianchi, in quanto l'80-85% è vitato bacca bianca e il restante è vino rosso, che è comunque di alto livello. Vini autoctoni sono la Ribolla Gialla, la Malvasia e il Friulano. Attualmente si sta ripuntando molto su questi vitigni. Troviamo poi anche degli importanti vini internazionali quali Sauvignon, Pinot Bianco e Chardonnay. Allora, Casa delle Rose è un'azienda relativamente giovane perché nasce nel 93 con i miei genitori, con mia mamma Maurizia. Parte da neofita in quanto la famiglia non lavorava nel mondo del vino, ed è stato un progetto che io ho sposato fin da subito, anche se ero giovane, quindi ho cominciato a lavorare nei campi con i trattori. Nel 2008 l'ho rilevato io, cambiando un po' tutto il metodo di produzione, quindi attualmente siamo praticamente biologici, anche se non riconosciuti, lavoriamo solo con prodotti naturali e con lieviti indigeni. Nel 2014 ho avuto la possibilità di fare un bel investimento e ho costruito la cantina che attualmente è sotto i nostri piedi,
una cantina semi-interrata dove insomma lavoriamo tutte le uve fino all'invecchiamento con barrique e quant'altro. Sopra, quindi in parte a noi, c'è la villa padronale risalente al X secolo, una villa importante in quanto sopra, proprio in cima alla collina, è stata usata in vari modi. Una parte della casa da cui deriva il nostro marchio ha una finestra ogiva veneziana perché qui ha vissuto per 2 stagioni il Doge di Venezia nel 1400. Ci sono stati vari ampliamenti fino all'ultimo del 1500 e adesso, dopo magari diamo un'occhiata anche alla casa, è una delle case più vecchie del territorio. Una volta si vinificava e si lavorava tutto all'interno dello stabile perché avevamo realizzato una cantina all'interno della villa. Attualmente stiamo molto più comodi con molti più metri quadri, insomma, nella cantina nuova, tutta in pietra e tutta comunque raffreddata naturalmente. Eccoci qua, adesso vediamo un attimo il panorama che si gode da Casa delle Rose. Dietro di me c'è tutta la parte del Coglio che dopo la messa dei confini della Seconda Guerra Mondiale è rimasta in Slovenia, è la famosa Brda, che tradotto è Coglio in italiano. Parte, adesso non so se si riesce perché c'è un po' di foschia, però abbiamo tutti i paesini qua dietro, tutti i colli con le chiese, sono tutta slovena tranne l'ultimo che non si vede, che rientra in Italia, che è San Floriano del Coglio. Sotto San Floriano c'è la vallata dove c'è Lisonzo e Gorizia, verso destra. Sulla sinistra invece finisce il Coglio e ritorna in Italia e abbiamo la parte del Cividale e la Valle del Natisone. Tutto in lontananza, purtroppo oggi abbiamo una giornata di foschia, quindi non riusciamo a spiegarvi bene. Comunque qui siamo sul confine perché il confine dista da qua 200 metri in linea d'aria. Siamo arrivati qua adesso all'interno della cantina, dietro di me potete vedere i legni che usiamo per l'invecchiamento dei vini rossi. Parliamo un attimo della produzione. L'azienda nasce, come dicevo prima, negli anni 90, quando era molto di moda il vino internazionale, tant'è che all'epoca si producevano il vino bianco, il Sauvignon, lo Chardonnay, e come rosso Merlot e Cabernet Sauvignon. Attualmente sto facendo tutto un investimento e un cambiamento. Il primo vitigno a essere stato tolto è lo Chardonnay per gusto personale ed è stata piantata la ribolla. Nel 2016 è stato il primo anno di produzione, la Malvasia. Il primo anno di produzione della Malvasia è nel 2016 e attualmente insomma siamo abbastanza conosciuti anche perché l'etichetta è abbastanza particolare. Riporta dei pesci, c'è tutta una storia anche dietro l'etichetta che invito le persone che ci stanno guardando a venire a trovarci per sapere tutta la storia. Attualmente sto piantando la ribolla gialla per avere il secondo autoctono e il passo futuro sarà quello di togliere una parte del Sauvignon per avere il friulano, il famoso Tokai friulano, ma Tokai purtroppo non si può più chiamarlo. Per i rossi sono rimasti sempre i vitigni del 96, del 93 e abbiamo il Cabernet Sauvignon e il Merlot. Il Cabernet Sauvignon è un Cabernet Sauvignon particolare, adesso ce l'abbiamo ancora in vigna, nonostante insomma quasi tutto il Friuli abbia finita la vendemmia, ma noi andiamo in sovramaturazione con il Cabernet Sauvignon, quindi tenteremo di portarlo fino a ottobre inoltrato, la terza o quarta settimana di ottobre. E con questo vino abbiamo raggiunto delle medaglie d'oro addirittura a Parigi, insomma è un vanto per l'azienda. E così si chiama Vino dei Ladri per curiosità. L'azienda è piccola, è molto piccola perché la produzione è di 12-15 mila bottiglie l'anno e si cerca di essere insomma al massimo, di ricavare il massimo dalla bontà delle uve per dare un buon calice insomma alle persone che dopo vanno ad acquistare il prodotto. Cin cin! Sono Tiziano Venturini, sono il coordinatore delle città del vino della nostra regione, del Friuli Venezia Giulia, ben 32 città del vino che aderiscono a questa associazione nazionale che ha ben 470 soci. Si chiude le 5 eventi, 5 appuntamenti importanti, impegnativi direi, di Duino e Book.
un incontro transfrontaliero, devo dire, quindi un incontro fra amministratori ma anche con le aziende vitivinicole del territorio del Berda, Collio, Quei. Certamente un'esperienza molto interessante che ha toccato Città del Vino, quindi il nostro piacere come associazione il fatto di aver aderito a questa iniziativa che ha un appuntamento, un ultimo appuntamento, che è delle Città del Vino, che si svolge proprio a Duino Irisina, in quanto quest'anno Duino Irisina è città italiana del vino e ha l'impegno di ospitare la convention d'autunno. Il 17, il 18, il 19 e 20 novembre a Duino Irisina ospiteremo la convention d'autunno, quindi tutte le città del vino dell'Italia saranno ospiti di Duino Irisina con un ricco programma. In particolar modo il sabato e la domenica si concentreranno proprio nella città di Duino Irisina con un appuntamento, quello di un convegno molto interessante sui temi della viticoltura, e poi la domenica l'assemblea delle città del vino. Non mancheranno comunque incontri e visite del territorio sia regionale, ma in particolar modo quello di Duino Irisina e della vicina Trieste. Quindi è un augurio di ritrovarci a Duino Irisina fra una ventina di giorni. Per parlare di questo territorio mi viene in mente una parola che è diventata molto di moda negli ultimi tempi: resilienza. L'avrete sentita nominare molto di frequente parlando del cosiddetto Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ebbene, questa è una parola che qui stiamo usando da ben prima di questo momento di utilizzo diffuso. Perché? Perché questo è un territorio che ha visto nella sua storia, lunga storia, si parla di ritrovamenti in questo territorio di insediamenti umani nell'epoca del bronzo, quindi parliamo di qualche migliaio di anni avanti Cristo, e poi in epoca romana e via di questo passo. Ebbene, ha visto passare tante genti, modificarsi le condizioni in cui le persone che vivevano e vivono qui, modificarsi le condizioni istituzionali, culturali. Perché? Perché qui c'è stato un continuo trasformarsi di presenze e di governi. L'ultima trasformazione forte dopo anni, secoli di comunanza di questi territori, sto parlando del Collio in Italia e del Brda in Slovenia, sotto l'Austria, si è passati ad una situazione nel secondo dopoguerra, a partire dal 1947, di un confine che ci ha diviso le terre dal punto di vista amministrativo. All'inizio c'è stata una divisione forte. Io vengo dagli anni 60, nasco in quel periodo e ricordo benissimo com'era diverso il modo di vivere qui da noi in Italia e in quella che era la Jugoslavia. Eppure le economie, in particolare le economie rurali, hanno trovato anche in quel momento di forte divisione, che poi si è dissolto fortunatamente una trentina di anni fa, ecco, di quella forte divisione hanno trovato il modo per vivere assieme. La resilienza vuol dire questo: capacità di reagire ad uno shock. Un confine di quel genere, pensate che era un confine che poteva essere considerato un pezzo di cortina di ferro, che forse è un'espressione che normalmente ci porta ad altri contesti, penso a Berlino o ad altre realtà. Ebbene, qui passava quella che era la cortina di ferro. Allora noi siamo riusciti a trovare modi per collaborare, e l'economia agricola, la produzione di vino, di frutta, più recentemente anche di olive, è stata uno degli elementi che ci ha aiutato a stare assieme in un contesto multiculturale. Noi usiamo dire oggi 2 stati, 3 lingue, ma una storia, una cultura, uno stare assieme, tutti assieme. Perché 3 lingue? Italiano, sloveno, ma anche friulano. La legge italiana tutela qui una lingua minoritaria che è il friulano. Ecco perché noi parliamo con piacere di Brda, Collio, Quei, usando quindi le 3 lingue per chiamare questo territorio che rivediamo unitariamente. Buongiorno a tutti, sono Comis Carlo, sindaco del comune di Doligna del Coglio, un comune che è posto nella parte più a nord dell'ex provincia di Gorizia. Abbiamo il confine con la vicina Slovenia, siamo incuneati con quella che era l'ex provincia di Udine
è un comune prettamente vitivinicolo. Dolegna è conosciuta oltre che per i suoi vini, principalmente bianchi, anche perché ha avuto i natali il poeta Pietro Zorutti, poeta dell'Ottocento, ed è anche denominato il comune delle 7 chiese, perché ogni frazione ha una sua peculiarità, una chiesetta che può essere sia in cima delle colline sia anche nella parte più bassa del territorio, che rappresentano anche la storia dal punto di vista dei confini, perché durante gli anni e durante le varie vicissitudini delle varie guerre i confini si sono spostati. Allora, facciamo parte, come ho detto prima, della ex provincia di Gorizia, dove sorge principalmente il Consorzio Collio. Il Consorzio Collio, come tutti ben sanno, il territorio del Collio si sviluppa storicamente più nella vicina Slovenia che non in Italia. In Italia possiamo dire che è quasi la punta dell'iceberg. Questo non toglie, visto che poi comunque i confini ormai da decenni sono stati eliminati, sono crollati, non ci impedisce di unirci da un punto di vista di produzione di vini, perché comunque il territorio è lo stesso, il clima anche, cambiano chiaramente i viticoltori, ma bisogna anche differenziare i prodotti dal punto di vista della mano di chi opera sul territorio. È interessante anche questa duplice opportunità che sta avendo Gorizia e tutta la provincia con il 2025, che ci sarà, è stata proclamata città capitale della cultura, e di conseguenza, dal mio punto di vista, può essere una grossa opportunità per tutto il territorio che sta intorno a Gorizia. Abbiamo parlato di territorio, dobbiamo parlare anche di vini. Allora, il sottoscritto ha un'azienda a conduzione familiare, prende il nome dell'azienda dal poeta Pietro Zorutti, perché la sede dell'azienda è nella casa natale proprio del poeta Zorutti. Produciamo principalmente vini bianchi, chiaramente anche vini rossi, ma il focus principale è concentrato sui vini bianchi, principalmente autoctoni, quindi Ribolla Gialla, Malvasia e Friulano, e Refosco e Schioppettino per quanto concerne i rossi, più chiaramente anche gli altri vitigni internazionali. Abbiamo in gestione una trentina di ettari, tutti in collina, dove appunto nascono questi vini che poi andiamo a produrre e anche commercializzare in tutto il mondo. Allora, a fianco a questi vini che ho menzionato prima, chiaramente ci sono anche dei cru. Allora, abbiamo un uvaggio rosso che prende il nome del mio cognome di famiglia, che è un uvaggio rosso tipicamente bordolese, che è un Cabernet più Merlot con una leggera aggiunta di Refosco, ed è l'unico vino dell'azienda momentaneamente che viene affinato in botte di legno. E poi c'è invece un vino bianco che è un uvaggio di Ribolla, Malvasia e Friulano, portato in appassimento, fatto fermentare e maturare in botte di legno, che il sottoscritto ha preso spunto per crearlo dalla Plovisine, che è la poesia più famosa del poeta Zorutti. Il periodo che abbiamo appena vissuto in questi ultimi 2 anni di pandemia, per quanto riguarda almeno me personalmente, ha dato uno stimolo per cercare, soprattutto per mantenere i clienti, quindi ho cercato con delle consegne a domicilio, perché comunque con i locali chiusi la gente comunque aveva il piacere di vedersi a tavola un buon bicchiere di vino e quindi ordinava direttamente in azienda. Chiaramente ottimo connubio sia dal punto di vista enogastronomico che anche dal punto di vista turistico, perché comunque abbiamo un territorio, per mio avviso, unico, perché siamo una regione unica, perché è l'unica regione in Italia che nel giro di neanche un'ora siamo dalla montagna al mare. Questo ci permette anche di costruire, lo sappiamo benissimo dal punto di vista climatico, di realizzare dei vini con certe caratteristiche e di conseguenza anche l'enogastronomia, quindi turismo, più mangiare e più bere, ha il suo ruolo molto molto importante. Chiaramente faccio un brindisi anche a Duino e Buc, che anche il comune di Dolegna ha dato partenariato per questa iniziativa. C'è un'altra parola che vorrei proporre per capire il territorio Collio Bërdaquei, ed è la parola valori. Uso il plurale. Innanzitutto i valori sono quelli economici, sono un economista e parlo ovviamente soprattutto di questi, sono quelli che hanno permesso in questo territorio negli anni di avere una
una qualità della vita anche appunto dal punto di vista economico, penso alle imprese del settore agroalimentare, ma anche del settore turistico collegato alla produzione agricola, l'agriturismo ma non solo, che ovviamente sono i valori primi che ti vengono in mente, quelli che permettono alle persone di vivere, di avere un reddito, di permettere alle generazioni di restare qui e di non dover andare via a cercare lavoro da altre parti, di avere una qualità della vita dignitosa. Ma anche grazie all'attività di ricerca che ho la fortuna di poter fare all'Università di Udine, è da anni che i valori che stiamo cercando di far emergere sono economici, ma non quelli che normalmente si traducono in moneta mediante il mercato. Ebbene, il Coglio Berdacquei ha fra i valori che vengono riconosciuti a chi lo visita, questo territorio, quello del paesaggio. Ebbene, in più momenti siamo andati proprio a valutare economicamente il paesaggio che, grazie all'attività degli agricoltori, degli amministratori, della collettività, delle comunità che vivono qui, vengono mantenuti e dati in eredità alle generazioni che si susseguono, in una logica proprio di sviluppo sostenibile. Quindi qui c'è un valore che viene appunto riconosciuto, viene apprezzato da chi visita questi territori, che li scopre con molta sorpresa perché non hanno la fama internazionale che forse hanno altri territori, in particolare del nostro paese, che hanno avuto riconoscimenti anche dell'UNESCO. Eppure ci sono dei valori che ci sono e che sono mantenuti grazie all'operare delle donne e degli uomini che nei secoli hanno saputo con intelligenza, con rispetto, con attenzione al territorio gestire per sopravvivere, oggi vivere bene, questi territori senza snaturarli. Buongiorno, ciao, io sono Giulia Kociancic e ci troviamo nelle splendide colline di Pradis a Cormons nel Coglio. Io sono nata e cresciuta in queste colline e quindi non poteva essere scelta diversa che continuare con quello che mio nonno e mio papà a suo tempo hanno scelto, quindi un'azienda fatta con passione e con l'amore di questo terreno. E una volta negli anni 50 mio nonno aveva fondato l'azienda e quella volta si era scelto appunto di fare dei blend, quindi si produceva un vino bianco e un vino rosso. Oggi invece c'è proprio la scelta di distinguere questi vini e farli quindi in purezza. Quindi abbiamo dei vini bianchi, abbiamo un friulano, un coglio bianco, pinot grigio, traminer e sauvignon. E poi facciamo dei rossi, merlot, cabernet sauvignon e cabernet franc. E poi abbiamo i vini dolci, l'antico piccolit e il verduzzo. Qua ci troviamo nel nostro vigneto di Friulano. È stato impiantato 60 anni fa circa, è un vigneto del quale teniamo molto perché ha un'ottima qualità, una produzione limitata e inoltre quest'anno con il clima arido che c'è e delle noti comunque fresche conferirà al vino un'ottima produzione con rese basse, un buon grado zuccherino e dei profumi e dei gusti molto importanti. Qua ci troviamo nella nostra sala degustazione che accoglie fino a 30 persone. Per noi questo progetto di turismo slow è molto importante perché ci permette di presentarci ai clienti e ai turisti che sono di passaggio in questa zona, fargli conoscere i nostri prodotti, i nostri vini, la nostra storia, le nostre radici e l'amore per il nostro territorio. Se volete potete trovarci sui social, sia sulla pagina Instagram che Facebook Vini Kociancic, oppure sul sito web www.kociancic.it, o meglio ancora potete venire a trovarci qua in azienda così possiamo farvi assaggiare i nostri vini. Coglio Berdacquei, i terrazzamenti del Coglio Berdacquei sono il tema che congiuntamente qui in Coglio, parte italiana, e in Brda, che è il nome anche della municipalità, del comune che abbraccia il territorio di parte slovena, si è deciso di usare
per lavorare sul progetto di candidatura di questo territorio transfrontaliero appunto come territorio riconosciuto come patrimonio mondiale da parte dell'UNESCO. È un percorso complesso, in particolare quando assume questo degli oltre 1100 beni e territori riconosciuti dall'UNESCO ad oggi. È raro trovarlo, un territorio transfrontaliero, cioè di due stati che assieme lavorano per un riconoscimento unitario. Abbiamo scelto un tema importante come fondamento di questa candidatura, sono i terrazzamenti. Qui, a proposito della capacità delle genti di rispettare il territorio pur gestendolo per garantire una sopravvivenza adeguata e un'economia importante, ebbene gli interventi sono stati di sistemazione di quelle che sono le colline per produrre innanzitutto il vino e quindi coltivare la vite, ma anche la frutta che non solo viene consumata e prodotta ancora qui, ma che anche in passato andava fuori di qui. Durante il periodo austriaco andava fino a Vienna la frutta prodotta in Börda Collio Quei. Allora la capacità di resilienza nei secoli fino ad oggi e garantire al futuro una continuità di questo territorio, secondo noi merita un riconoscimento come eccezionalità universale. Stiamo lavorando intensamente su questo progetto assieme l'Italia e la Slovenia per portare questo territorio quindi a questo riconoscimento universale a cui tutti noi cerchiamo di puntare. E questo è molto importante anche nell'ambito dei progetti che ci sono, come il progetto di Capitale Europea della Cultura Nova Gorizia e tutti i progetti che nel tempo potranno garantire il futuro di questo territorio, che sicuramente è un futuro molto bello che tutti sogniamo per noi, ma soprattutto per le future generazioni. Ci troviamo a Prepotto, terra dello Schioppettino, precisamente ci troviamo nel Castello di Albana. Abbiamo appena terminato la premiazione della seconda edizione del concorso letterario Prepotto, terra dello Schioppettino. Io sono Maria Clara Forti, sindaco del comune di Prepotto. Prepotto fa parte della famiglia delle città del vino ormai da più di 30 anni. Io sono stata eletta sindaco nel 2014 e da quella volta mi sono da subito impegnata a partecipare a tutte le programmazioni nazionali e regionali portate avanti dall'associazione Città del Vino. E anche questo concorso letterario è stato possibile realizzarlo tramite l'appoggio di Duino. Difatti è un progetto che si inserisce nella programmazione di Duino eBook e nella programmazione di Duino Città del Vino 2022. Prepotto è un territorio poliedrico, oserei dire. Si estende lungo la valle dello Iudrio, è caratterizzato da due morfologie diverse. La parte pianeggiante è completamente coltivata con la vite e la parte montana invece mantiene tuttora la propria caratteristica selvaggia. Tutta la parte montana è caratterizzata dalla presenza di numerosi sentieri riconosciuti anche dal CAI e soprattutto dalla presenza di ben 15 chiesette votive, tra cui spicca anche il santuario di Castelmonte. Quest'anno è stato meta anche tappa del Giro d'Italia ed è uno dei santuari più frequentati di tutta l'Alta Italia. La parte pianeggiante, ricordavo prima, è dedita alla coltivazione della vite. La produzione vinicola di Prepotto è caratterizzata dalla presenza di due sottozone, la zona dello Schioppettino di Prepotto e la zona di Cialla. Si sviluppano in due vallate diverse e fanno parte entrambe dei colli orientali del Friuli. Confiniamo con la vicina Dolegna del Coglio e con tutto il Coglio e la Gorisca Börda. Confiniamo con il Coglio, con Dolegna del Coglio, la Gorisca Börda
e auspichiamo che quanto prima vada in porto il progetto di riconoscimento dell'UNESCO a questi territori collinari confinanti. Prepotto in tal caso si troverebbe in una sorta di territorio cuscinetto fra due territori UNESCO, l'UNESCO di Cividale del Friuli e l'UNESCO del Coglio. Quindi io attendo tutti gli amici di Duino eBook, tutti gli amici delle città del vino a farci visita, a venire a Prepotto ad assaggiare le proprie produzioni vinicole e un augurio particolare alla programmazione che si sta concludendo per il 2022, con l'auspicio che il prossimo anno porti i risultati che quest'anno stiamo vedendo. Grazie.